fatti. Presidente Bertini, la questione della burocrazia lei l'ha affrontata tante di quelle volte, cioè perché gli operatori del settore ne sono, tutte le categorie ne sono coinvolte. La burocrazia che si autoalimenta dal momento in cui ne crea altra, cioè più burocrazia c'è, più il nostro paese è imbrigliato, più chi lavora nell'ambito della burocrazia può vivere e quindi non ne veniamo fuori, insomma. Sì, ma anche per fare un esempio locale, no? Quello che è successo qua con i plateatici, che si è aggiunta burocrazia alla burocrazia. Con uno scontento generale. Scontento generale anche perché cioè, l'esercente che è là che lavora non si pone certe domande e quindi ti arrivano delle mazzate in testa che dici ma perché? Cosa ho fatto di male? Cosa ho sbagliato? Io ho l'autorizzazione, io ho fatto tutto, io pago la TOSAP, io faccio questo, ma perché? Perché non vedo il monumento e quindi il turismo. Io capisco. Ma non c'è dialogo allora tra... Ma io dico che secondo me abbiamo troppe situazioni da andare abbiamo troppi governanti in senso proprio, perché se abbiamo la sovrintendenza da parte sua, il comune da parte sua, l'assessorato da parte sua, cioè abbiamo una serie di situazioni che noi ormai siamo oberati di preoccupazioni anche dal punto proprio di vista ho fatto tutto giusto, domani mi arriva una multa, cosa ho sbagliato e quindi il nostro consulente, vado in un'associazione a chiedere informazioni, così. Non si può lavorare così. Uno deve avere la mente preparata per fare bene il suo lavoro, per cercare sempre di innovare il proprio lavoro, per cercare di essere sempre più competitivo con tutti e con tutto. Questa è la vera logica oggi del commercio. Se noi siamo, e noi facciamo tanti sforzi come associazione per preparare e formare i nostri imprenditori, per seguirli, ma soprattutto i giovani, accompagnare un giovane, il giovane perché non è più affezionato al mondo dell'impresa. Non è affezionato perché dice è troppo complicato, ho visto mio papà. È pericoloso addirittura, adesso ti esponi economicamente con le nuove normative, quando il codice della crisi d'impresa non ti rialzi più esatto. E quindi i morti li fa sempre l'impresa, cioè nel senso che l'imprenditore che non ce la fa e quindi sono tutte situazioni che secondo me dovrebbero essere raggruppate su avere un unico referente che ti dà tutte le informative e ti dice devi fare questo, 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 questo e quando ho fatto questo io sono a posto, devo lavorare, devo pensare al mio lavoro. Abbiamo tutte le scadenze che ormai ne arrivano una al giorno, i nostri imprenditori non sanno più, cadono nel panico quando gli arriva le cartelle verdi, famose cartelle verdi. Cioè, io dico fermiamoci un secondo, chissà che questo sia il momento giusto per fare un po' di chiarezza su questa situazione economico-finanziaria che ci sta attanagliando da tutti i punti di vista. Abbiamo pochi minuti, ma un po' un cenno. Come sono andati i saldi e poi è vero che cercate di ottenere uno slittamento dei saldi per le prossime stagioni più avanti? Sì, è vero che cerchiamo di contenere i saldi su un periodo un po' più in là e anche più ristretto perché 2 mesi sono tanti, però secondo me oggi, e lo dico che non ha tanto un senso dei saldi fatti in questa maniera qua, perché abbiamo troppe situazioni di rinnovo locali, di cessata attività, di questo, che sono quelli che vanno diciamo, a confondere qual è il vero saldo. Il vero saldo è le rimanenze di magazzino e tu le fai quando la stagione è finita, okay? Quindi quando uno vuole comprare in saldo, la stagione sta per finire e quindi tu hai 10 giorni, 10 giorni compri in saldo, punto a capo. Non è possibile farlo per 2 mesi, anche perché dopo vediamo, le vendite online sono sempre in saldo? Sì. Esatto, però lei ha ragione, ma io sto pensando un'altra cosa, che allo stato attuale le persone rispetto a tanti anni fa, anche quando noi eravamo piccoli per carità, hanno tutto e di più. Tutto. Non hanno un paio di jeans, ne hanno 15, tutto di più. Oltretutto c'è l'online che è sempre pronto, appunto, disponibile. Per cui il saldo è soltanto l'occasione per prendere quel qualcosa in più. Non ti compri mai il capospalla che non hai più, ne prendi l'ulteriore, molti, a parte i bambini che crescono. Il ridurre ulteriormente fa sì che le persone semplicemente al prezzo pieno non lo prendono, perché vedi prezzo pieno, manca no.
e arrivi a fine stagione che poi non so, la pellicciotta manco te la prendi, perché già adesso non la prendi, lo stivale imbottito non lo prendi più, per cui rischi veramente di un invenduto importante, perché tante persone entrano, ma vedo anche la psicologia che posso avere io, eccetera, per l'attrazione, perché c'è la cosa che hai saldo e di cui puoi avere ancora bisogno, relativamente bisogno, perché come dico tutti non sanno neanche più, molte persone non hanno neanche le case che possono tenere più la roba, e questo è un dato di fatto. Però vediamo una cosa, e lo vediamo col Black Friday, no? Tu devi creare l'occasione. Se tu crei l'occasione che diventa anche una promozione per il tuo negozio, la gente arriva e compra, ma sei tu commerciante che devi avere questo tipo di, cioè avere questa visione da creare. Tu devi fare, ok, il saldo una volta era le rimanenze, ormai i magazzini sono ridottissimi. Non ci sono anche più magazzini. Ecco, diciamoci la verità, e quindi la gente compra sempre con molta attenzione per non avere rimanenze. Quindi se tu lo fai su un periodo molto ristretto, approfittando di tutta la comunicazione, quando partono i saldi, televisioni, tutti si occupano dei saldi, lo fai su un periodo ristretto dove tu vai a promuovere anche il tuo negozio, perché magari metti anche qualcosa di interessante in saldo, e questa è una strategia di vendita, e quindi tu riesci a ricavare beneficio, ok, facendoti conoscere, ma presentando anche il prodotto della prossima stagione, che non è solo a fine saldo, è anche un prodotto della prossima stagione. Magari tu non compri, il motivo che sei andato è per il saldo, magari vedi qualcosa di nuovo della prossima stagione, quindi è un atteggiamento completamente diverso dal vecchio saldo. Perfetto, allora io la ringrazio Presidente, buon lavoro, perché ne ha da fare con tanti tavoli che ci sono in questo periodo. E grazie a voi telespettatori di averci seguito, vi aggiorneremo naturalmente delle varie decisioni che vengono prese, speriamo sempre positive. Le associazioni di categoria sono vicine agli operatori del settore, si stanno muovendo in modo congiunto, che è la cosa più importante per cercare di riattivare la normalità, che è doveroso farlo. Grazie ancora, grazie a voi, buon proseguimento, a domani.